Va ora in onda Giro di Tacco. Barbie Town, la Barbie Town ce l'abbiamo quest'oggi con noi, Mary Rinaldi. Buongiorno Mary. Buongiorno Carissima, benvenuta. Buongiorno anche a Iris. Buongiorno direttore. Benvenuta anche a Iris. Buongiorno a tutti. Giro di Tacco, siamo saltati da di là siamo venuti di qua. C'ho il fiatone ancora. Anche perché ballavi Barbie Town intanto che correvi per il corridoio, t'ho vista. Beh, Dio, ballare non lo so, però insomma saltavamo di corsa sempre che. Allora amici cari, come va? Tutto bene? Questo è Giro di Tacco, puntata di oggi, giovedì 17 ottobre 2019, con noi appunto, come abbiamo detto, Mary Rinaldi, ferrarese di origine, grande, insomma, come posso dirti, produttrice? Ma faccio di tutto. Ti sei inventata con qualche cosa? Ma in realtà va benissimo. Sì, eh? Sì. Brava, perché... Ma principalmente cantante, poi vabbè ho l'orchestra, faccio da solista, da DJ, produzione di brani nuovi, sia di balli di coppia che di balli di gruppo, di tutto di più. Poi adesso tra un po' faccio anche la tribute band a Sade, con tutti i musicisti, tutto dal vivo, mi piace proprio spaziare. Sì, d'altronde chi si ferma è perduto, diceva una volta qualcuno. Assolutamente.
come lei, anche la Iris si è messa a fare tante cose. Cosa fai? Mi sono sposata. Ti pare poco. È l'unica cosa che ho fatto, mi sono sposata. No, ma in realtà effettivamente è vero, anch'io non sono mai ferma, devo sempre fare qualcosa e vabbè. Insomma, no, non ce la faccio. sì. È il bello del nostro lavoro, del tuo lavoro, no, Mary? Assolutamente, Sì. bisogna sempre inventarsi qualcosa, avere energia, trarre energia da tutto. Ma riesci sempre a conciliare un po' tutto? Perché poi quando si hanno tante cose, il problema è quello, riuscire a conciliare. Beh, fai presto quando. L'attività. Certo, io faccio tutto, poi dopo quando sono in casa che vedo un gatto sotto il letto, cioè non un gatto, cioè il gatto ce l'ho, però tipo faccio fede niente, giro la testa dall'altra parte e vado, concilio in questo modo, perché se dovessi veramente curare tutto non ce Alla la farei. perfezione No, non ce non ce la la potrei faresti. fare. D'altronde un giorno dura sempre comunque 24 ore. Accidenti, non è che veramente, veramente. Volendo. Io sono dell'idea che ci sono delle persone che hanno delle capacità sovrumane, però vabbè, insomma, non mi compete questa cosa, io faccio più cose, però in realtà ci sono persone che veramente in 24 ore riescono a fare tante di quelle cose che non so. Mary, io so che tu Probabilmente bazzichi così. molto delle parti mie, cioè Abano, Montegrotto. Sì, molto, sì, insomma. sì. No, Ti ci sono vedo ogni spesso, tanto, ci sì. sono spesso. Andiamo con la mia band, i Metro, andiamo alla Casablanca, A Casablanca, sì. a Montegrotto, e saremo lì fra l'altro anche giovedì 31 ottobre per la sera di Halloween e poi tutto il fine settimana completo, quindi giovedì, venerdì, sabato e domenica. E poi anche Capodanno. Ah, sempre a Per Casablanca. cui Capodanno a Casablanca, Metro, sarà una grande festa, siete tutti invitati. Beh, chiaro, insomma. No. Il genere che ti piace di più, Mary? Tutto. Eccola. Tutto. Mi piace tutto. Vabbè, allora io principalmente nasco come cantante da discoteca live, principalmente, però non disdegno neanche qualsiasi altro Tu non genere. sei Ferrara, però. Io sono nata in provincia di Bologna, Bologna. però insomma tanti anni che comunque vivo a Ferrara, poi ho studiato a Milano. Mi ritengo un'italiana, ecco, più che una. Che locali c'erano lì all'epoca nel Ferrarese? Cosa c'era? All'epoca, quando nei primi del Novecento ho Sì, iniziato, sì. ok, allora no, perché in effetti sono da No, 3000 dico, anni. cioè, No, te lo giuro, è sì. vero, ma ho festeggiato, no, se lo dico dopo fanno i conti. Ci sono vabbè. dei locali. Sei iniziato nei locali, nelle discoteche, si inizia da giovanissimi. Cioè, proprio. Sì, ero una ragazzina, andavo ancora alle scuole superiori, Si inizia salvata che- in corna. Che locali c'erano? Ma dunque, ci sono ancora, No, c'è perché ci sono dei locali che non ci sono più, no? Ce n'era uno famoso vicino San Martino, lì andando fuori. Piana? Sì, no, non c'è più. Non c'è più. Non c'è più, non c'è più. Lo bazzicavi quello lì. Sono andata qualche volta, sì, qualche volta ci andavo. Io più che altro faccio il Contiki Meeting con l'orchestra, Sì. mentre il Quo Vadis a Ferrara Nord, uscita a Ferrara Nord dell'autostrada, come Dance and DJ. Tutti i lunedì e una domenica sì, una no. Sì, ecco. Il Contiki funziona ancora, insomma. Certo, no? Sì. il Contiki fa il sabato e il lunedì. Però sì, hanno chiuso molte sale da ballo, specialmente beh. su Modena. Beh, non dirlo qua, noi ne abbiamo ancora di locali importanti che tengono, insomma, sono aperti, lavorano, insomma, potrebbero lavorare di più, ma dopo là si sa che cambiano le abitudini. Però io parlo anche nel Padovano, da noi ne hanno chiuse tantissime. Lo so. Io mi ricordo il Tuca Tuca, per esempio, se vi ricordate voi. Tu no. Sì, ma anche nel Trevigiano comunque qualcuno è stata chiusa. E dunque, insomma, Di però qualcuno, voglio sì, dire, negli anni. è un'epoca che sta cambiando completamente, no? Cioè, non c'è. E cerchiamo di rimanere al passo. È chiaro, difatti tu sei un esempio di questo, insomma, nel senso che una volta si andava solamente, io mi ricordo, si andava nelle discoteche a ballare, adesso qualsiasi bar apre, fa disco, come si chiama? Disco music. Disco music, insomma, disco party e. Ma è una cosa molto veneta, che Sì, vedo, perché da voi non esiste, no? Ma molto meno. Molto Da noi meno. c'è lo spritz, come si chiama? Spritz Hour. Sì, Spritz Hour di Sì. solito, sì. E lì c'è sempre un DJ che fa un po' lo di so, musica, lo so, una cosa lo so. che e così magari un po' alla volta si svuotano i locali, però insomma questa è la moda, accettiamo quello che ci passa il convento. Prima abbiamo visto Barbie Town. Barbie Town, che è una tua creatura. Io ho messo in scaletta Girasole sei per me. Sì, questa invece è una canzone romantica. È un bel ballabile, un moderato tranquillo, scritta assieme al mio, diciamo, compagno di scrittura di molte canzoni, che è Roberto Ghisoli. E fatto nel video c'è anche la sua bimba, che è una dolcezza. È una canzone a cui sono molto affezionata. Come ti vengono i testi?
Ma i testi impegnandomi, comunque in realtà questi testi li faccio sempre un po' a metà, magari non so, Roberto fa dei testi e poi dopo io dico ma questa frase non mi piace, allora dopo la sistemiamo, c'è comunque una collaborazione. Altre canzoni i testi li ho fatti tutti io, in altre li ho fatti, cioè non c'è una regola su tutte le canzoni. In altre canzoni ancora invece scritte da Carlo Lamberti, i testi ci pensa lui, io cambio solo piccole cose, insomma ho vari autori con i quali collaboro. Carlo si sta guardando, lo saluto perché insomma è amico di tanti anni, io conoscevo ancora il papà. Lo so che era un grande compositore. Anche Scarpellini, insomma comunque ho collaborato con Paolo Domeniconi, insomma nel mondo della musica da ballo io conosco una persona che è amante di Vasco Rossi. Sei mai stata presa delle canzoni di Vasco e mixate in qualche tua cosa oppure dopo ti dico chi è la persona dunque da discoteca cos'è che facevamo? In generale si poteva fare. Quando faceva Generale ma tu stai parlando di Vasco Rossi, sì. Vasco ha ripreso Generale, sì, ma io De Gregori l'ha reso più famoso lui, l'ha reso più famoso lui che ok, comunque però sono d'accordo con lei quando qualcuno dice non è una canzone di Vasco. E Sally? Sally l'ho cantata per un sacco di anni. Di chi è Sally? Sally è di Vasco Rossi. Allora... però Generale non l'ha scritta lui, l'ha solo riproposta. Ma quando lui l'ha ripresa l'ha resa molto più famosa rispetto, con tutto il rispetto, prima Francesco De Gregori, insomma. Ne ha fatto un arrangiamento rock, quindi comunque sicuramente più. Neanche Vita Spericolata non riesci a metterla dentro. Ma facciamo a discoteca anche Non l'hai mica capito, versione dance, così la dance 2000, quella che era molto veloce, si facevano questi brani italiani, però Vasco adesso è uscito anche, ti immagini, nell'ultimo anno una collaborazione con un DJ modenese, è uscita anche la versione remix proprio. Sì, abbiamo Alba Chiara. Sì. Ma lei come fa a sapere? Scusi, lei come fa a sapere questa cosa? Perché lavoro in radio, non perché sono amante di Vasco Rossi. No, mi piace. Se vuole gli dico pure quando esce il nuovo singolo. Eccolo là, adesso vuoi sapere quando esce il nuovo singolo? 25 ottobre. Eccolo là. Cosa esce il 22 novembre? Sentiamo. Il tuo disco? No. Ivano Fossati Ivano Fossati, no, non sapevo. Con Vasco? Con Mina. Collaborazione con Mina. Però 22 novembre, tenete d'occhio, non vedo l'ora. Fossati è un grande autore, ha scritto bellissimi brani. Bene amici, allora vi ricordo, intanto sono già arrivati un paio di WhatsApp. Vi ricordiamo anche il numero per poter mandare un messaggino al 393 7366 888. Altrimenti, se volete, potete anche chiamarci in diretta allo 0423 73 66 74. Bravo, qui c'è sto amico Fabio che ci ha mandato una T, non so cosa voglia dire. Ciao E poi c'è un altro amico, un saluto speciale a Mary Rinaldi e ai conduttori da Roby G DJ. Il grande Roby, sì, è un disc jockey molto bravo, un dancing DJ ed è veramente molto molto carino e utilizza tantissimi brani miei, perché lo so, perché quando lui in serata fa i brani mi manda un estratto con WhatsApp. E poi tu dopo vai a controllare la SIAE se li ha scritti. No, mi fido lui, no, so che bravo. Bene, allora andiamo in pubblicità e noi ci ritorneremo dopo aver visto, appunto ritroveremo in diretta dopo aver visto con Mary Rinaldi Gira Sole 6 per me. Ci vediamo più tardi amici. Radio Sorriso. Per me non vuol dire andare via, dal tuo cuore tornerò semmai, i miei occhi guarderai, la ragione e il sentimento io non li distingo più, e mi lascio trasportare, tu splendi verso di me, gira sole sei per me.
soffi dentro al cuore. Tu sei la gioia e il mio tormento, belle e forte come il sole. Dove te ne andrai, se ti fermerai, se mi penserai, se ti girerai, dove guarderai, cosa poi farai, lontano da me. Girasole sei per me, tu che giri il mondo, sei il colore dell'amore, forse il giallo a modo tuo. Girasole sei con me, tu che giri il mondo mio. Girasole sei per me, tu che giri il mondo, sei il colore dell'amore, forse sono a modo tuo. Ehi, sei per me, tu sei per me. E questa era Girasole 6 per me. Adesso per vedere i prossimi girasoli bisogna aspettare Chi è un il po'. tuo girasole? Oh, senti, No, sei te l'ospite. È un girasole. Te la tieni, te la Potrebbe essere incarti. anche una persona che ispira la musica, che ispira a suonare, che non è detta che È il mio girasole. Te la tieni, te la incarti perché sta qui. La mia mamma. La tua Eccola, mamma, insomma, ecco, vedi. Una bella cosa, insomma, vedi. La mia mamma, sì. Beh, di mamme ce n'è una sola. Cosa dice di questo lavoro la mamma? Perché in realtà credo che Beh, insomma, Lei è sempre stata orgogliosa, mi ha sempre spronata a fare, è sempre stata la mia fan numero uno. Sì, perché anche lei cantava da ragazza. Allora per quello. Sì, proprio era orgogliosissima. Proprio. Ok, quindi non era una di quelle che ma trovati un lavoro serio, ma trovati che di solito le È un lavoro molto serio in realtà, molto serio. No, sì, no, diciamo che ha avuto anche soddisfazione perché io nel contempo mi sono laureata, ho studiato, quindi lei capiva che era una passione comunque che portavo avanti parallelamente. Dopodiché la mole di lavoro è diventata tale per cui non ho fatto l'architetto, ma ho fatto la cantante, però comunque insomma ho dato anche la soddisfazione di aver studiato. Di aver studiato. Sì. Bene amici, come avete visto io ho aperto la confezione dove all'interno c'è questa capsula di caffè polka amabile che adesso preparerò per la nostra Iris, perché Mary l'ha preso prima con me alla macchinetta. Ma io ne prendo anche un altro. Eccola là. Dimmo te se me ne va bene una volta una. Anche perché sarebbe solo il sesto da stamattina, quindi a me va bene. Non ti dico neanche i miei perché Io sono bravissima, è il secondo. è il secondo, no, ma lei lo dice per Franco, per sistemare Franco. No, ma in realtà no, È vero? non so neanche, non so se sta guardando su TV, la TV in questo momento, però effettivamente ho un po' calato diciamo, e cerco di bere caffè. Ma perché ti agitava? No. No, però Eri nervosa? insomma, Lo sgridavi, lo picchiavi? No, poverino, è troppo buono il mio marito. Anche perché ti sei appena... Attenzione, eccola qui la sì, capsula di caffè polka, si inserisce, Eccola qua. si apre lo sportellino, si inserisce la capsula, si chiude lo sportellino e si pigia il pulsantino in mezzo se lo vogliamo normale. Questo qui di lato se lo vogliamo più lungo del solito. Questo di lato magari si usa per le tisane e per quant'altro. Eccolo qui il caffè. Giusto il tempo di scendere, dopo lo passerò. Dopo... Se qualcuno lo vuole più corto, poi può si può fermare in qualsiasi momento. Insomma, si può fermare. Si può, se voi lo avete così corto, tac, si pigia e lui si ferma tranquillamente. 57 euro a casa vostra, 231 capsule, compreso anche il polka. Di caffè, tisane e quant'altro. Con 57 euro ve le portiamo direttamente a casa vostra. Tra le altre cose ricordatevi che poi la macchina è vostra, cioè non è capito? Volete riordinare, chiamate sempre 0423 7367.
Porto questo alla mia collega Iris. Grazie. Avevo promesso che lo facevo per lei. Grazie. E dopo tu, Mary, ti metti in castigo, te lo faccio dopo. Va bene, non ho Oppure fretta. no, perché dovrei uscire a prendere la tazzina. Anzi, se il nostro regista Inquadra la sottoscritta, leggiamo No. un messaggino. ecco, prova a inquadrare la Iris se ce la fai. Ecco, bravissimo, grazie Alessandro. Complimenti a me e ai Metro, sto seguendo la trasmissione. Bella canzone, Girasole sei per me, grazie Franco. Ciao Franco, grazie, mi fa piacere che vedi, ti ma. sia piaciuta. Vedi, ma. Un momento di colore in questo ottobre, che comunque dai, non è ancora tanto freddo. si sta ancora bene. Beh, oggi è caldissimo, eh. Sì, Sì, infatti, sembra oggi è che arrivi caldissimo. qualche perturbazione, però ormai siamo già alla sarebbe fine di anche ora. ottobre. Sarebbe Siamo alla ora. fine di ottobre. E questo invece è il caffè per Mary. Sono riuscito. Sento già il profumo. Si sente? Sì, beh, si sente. È buono, è No, buono. no, è Cos'è veramente questo? speciale. Questo è il polka e questo? No, sempre polka. sempre polka. Sì, è un po' più morbido, un po' più dolce anche. Tu vuoi anche lo volendo. zucchero? Appena, o anche niente, dipende. Se non c'è, lo bevo anche così. Se no dividiamo. Dividete Se vuoi, voi dividiamo. perché Fantastico. ho preso una cosa e non ho preso l'altra. Condivisione è la cosa più bella. Vai. Cioè, guarda. Sì, eccolo qua. Allora, il caffè spettacolo. espresso di Radio Sorriso a casa vostra con 57 euro, 231 capsule più la macchinetta del caffè. La macchinetta del caffè rimane vostra per sempre. In caso doveste ordinare delle altre capsule di caffè, minimo sono 100 per capsula, costano 26 centesimi cada una. Ovviamente più ne acquistate meno pagate il costo delle capsule, però si possono prendere minimo 100 chiamando lo 0423 7367. Fatta l'operazione caffè, sentiamo chi c'è in linea. Buongiorno. Buongiorno a voi. Con chi parliamo? Allora, io sono Lucia e chiamo dalla provincia di Padova. Ciao Lucia. Ciao amore, volevo complimentarmi con Iris e Gennaro innanzitutto. Grazie. Con l'ospite che non la conosco, diciamo così, comunque approfitto anche. Ma l'abbiamo fatta venire qui per farla conoscere? Bravo, hai ragione. Sì. E volevo, se posso approfittare in diretta, salutare una mia amica Graziella Giuliano Sì. Sì, di San Bruson. di San Bruson. È brava, che mi chiedevano, Lucia, tu che hai prova a telefonare. Io l'ho fatto e approfitto di salutarla in diretta. Va bene. Grazie Come hai mille. detto che si chiamano i tuoi amici? E allora, Graziella e Giuliano di San Bruson. Graziella e Giuliano San Bruson. Eccolo qua. E voi mi fate un grande favore perché adesso lei la sente, io parto ad andare a lavorare. Va bene, cara. Grazie Lucia, buona Grazie, giornata. Lucia. Ciao, buona giornata anche a voi. Grazie cara, buon lavoro. giornata. Ciao. Bene, salutiamo la Andiamo in Lucia. musica che... Io Sì, devo perché- salutare la Nicoletta che ci sta guardando in questo Sì, momento. Nicoletta Ha da scritto a me. dove? Da dove? Nicoletta Masiero. Abita qua in queste zone, non mi ricordo. Comunque lei. Masiero è un cognome che c'è anche ad Abano, Adesso non Sì, so. di quelle zone lì, non so esattamente perché noi ci vedevamo nei locali. Nei quindi. locali. Dunque E abbiamo- poi ho preso da lei un gattino. Ah, Un gattino ce l'ho ancora? è quello che dici che ogni tanto va sotto il letto? Sì. No, quello è un gatto di polvere. Ah, vecchi gatti là. La gattina invece. Ero l'unica che l'aveva capito il gatto di polvere. Che cavolo! Io so che passo con il folletto ogni sabato, io non sto mica lì a guardare i gatti. Via, insomma. Io Vabbè. passo con Nuvola e Adesso non ho più tu- i gatti, vabbè, vedi? vabbè. Un problema in meno. Piero Amor, Mary Rinaldi ospite quest'oggi a Giro di Tacco. Continuate a scrivere più tardi, magari nel prossimo intervento leggeremo i vostri WhatsApp 393 7366 888 e salutiamo a nome di Lucia gli amici Giuliano e Graziella di San Bruson. Vai regia. ¿Qué será? Mi vida, ¿qué será? El vivir sin ti, yo sé me matará. Pero tú, con la mentira y más, ilusionándome, y no sé por qué. Yo te amo,
baby.